Va ora in onda la rassegna stampa. Ho sentito parlare a sproposito della manifestazione che la Lega insieme al gruppo dei Patrioti terrà il 18 aprile qui a Milano, nella nostra città. Prima di tutto il termine rimmigrazione. L'immigrazione arriva da remigration, che vuol dire rimpatri. Noi vogliamo rimpatriare coloro che non hanno alcun diritto a stare nel nostro paese. Noi vogliamo rimpatriare le persone che vengono nella nostra città e delinquono. I primi ad essere in piazza il 18 aprile saranno i tantissimi immigrati per bene che si sono rotti le scatole della situazione che c'è anche nella nostra città. Quindi ho sentito parlare prima di razzismo, ma non ha nulla a che vedere. Ho sentito parlare anche di fascismo. Ora, l'unico fascismo che io vedo oggi è un fascismo rosso, e cioè è il fascismo portato avanti da chi pensa di poter impedire una manifestazione semplicemente perché non ne condivide i contenuti. Io comprendo che il Partito Democratico non voglia i rimpatri, io comprendo che il Partito Democratico non voglia i centri per il rimpatrio e sia ogni volta contrario ai CPR, ma c'è una parte della popolazione che invece l'immigrazione irregolare non la vuole, che vuole più sicurezza nelle nostre città e che i rimpatri li vuole e come. E pensate un po', una parte di questa cittadinanza è anche straniera. Io sono rimasta veramente stupita della sua mozione, perché che un presidente di un consiglio comunale come quello di Milano proponga una mozione per impedire una manifestazione è qualcosa di assurdo. Ma è ancora più assurdo, Presidente, che lei, di fronte a tantissime manifestazioni di centri sociali e Gentaglia che ha devastato le nostre città, lei non abbia mai ritenuto opportuno fare una mozione uguale per impedirle. Adesso hanno già annunciato ben 2 cortei i centri sociali, dicendo accerchiamo la Lega in Piazza del Duomo. Perché, Presidente, lei non fa nulla, nessun atto, nessuna mozione nei confronti dei centri sociali che vogliono con la violenza evidentemente impedire una manifestazione democratica? Manifestazione democratica fatta da un gruppo, i Patrioti, che sono il terzo gruppo in ordine di grandezza al Parlamento europeo. Sentivo parlare prima di denunce, denunciateci. Denunciatemi perché mi sono rotta le scatole dell'insicurezza della nostra città, denunciatemi perché mi sono rotta le scatole dell'immigrazione irregolare, denunciatemi perché penso che rimpatriare le persone che arrivano nel nostro paese, che arrivano nella nostra città e non vogliono integrarsi e non vogliono rispettare le regole sia sacrosante. Denunciatemi perché mi sono rotta le scatole dell'islamizzazione crescente anche nelle vie della nostra città, in cui purtroppo, se andate in alcuni mercati, vedrete solo donne con il velo islamico e vedrete donne che possono uscire solo con il permesso del proprio marito. Ecco, io lotterò sempre per la libertà, una libertà che dovrebbe avere odore di democrazia, ma che è un partito che ha nel proprio nome, Partito Democratico, proprio la democrazia stessa, evidentemente non la conosce minimamente. Grazie. E perché per la sinistra chiunque non la pensi come loro deve star zitto. Cioè, io a Milano ho visto manifestazioni che hanno distrutto pezzi di città e noi portiamo in piazza le famiglie. Ci sarà anche in piazza chi ritiene che l'anno prossimo sia l'ora di cambiare dopo 15 anni di sinistra, però no, non ci sarà il PD, però che chiedano di vietare la manifestazione si può fare in Venezuela, cioè si può fare in Iran, e veramente fossi in loro mi imbarazzerei per solo pensare di vietare il libero pensiero sotto la Madonnina a chi non la pensa come loro. La Lega, nata dalla battaglia, accetta la sfida.
abbiamo il dovere di rinnovare, proteggere queste radici e questo legame. Grazie per il sogno che avete. Liberi, forti e senza paura. Viva la Lega! Sabato 18 aprile, dalle 14.30 alle 18, Radio Libertà trasmetterà la diretta nazionale Senza paura, in Europa, padroni a casa nostra. Ho acceso la radio e ho sentito questo spot. Poi ho guardato sul computer e sulla app, c'era anche il mio faccione bel pelatone con occhiali verdi e con il ditino ammonitore. Dicevo, in piazza perché voglio la Lombardia autonoma. Niente male, e devo dire questi occhiali verdi, ritornati di moda, ma mai passati di moda, devo dire la verità, e probabilmente me li porterò sabato in manifestazione. Già! E ci sono novità, ma una cosa alla volta, tante belle novità per voi ascoltatori fan di questa radio e fan soprattutto della Lega, che porta in piazza i problemi di questo paese e li riporta poi al governo, perché questa manifestazione di questo sabato in Piazza Duomo a Milano serve proprio a questo. Poi prendeteci pure in giro come fa il Corriere, certo che nonostante accada di tutto di più, cioè mancano soltanto le cavallette e ci sono gli invasori marziani e poi abbiamo tutto. Nonostante tutto ciò che accade, la Lega fa questa manifestazione. Non ha capito niente Gramellini sul Corriere, poi ve lo leggo, ci piglia per il culo perché continuiamo imperterriti a dire noi ci siamo senza paura, mentre lui si fa la cacca nelle mutande probabilmente. Oh, senza offesa, ci mancherebbe altro. Dall'alto di uffici quelli splendenti del Corriere noi siamo sottoterra, siamo con le pezze al culo, quindi l'ultimo problema che avrei io è farmi querelare dal Gramellini. Lo amiamo certamente, ma non amiamo questo modo di fare per cui bisogna stare zitti, aspettare, come dice quest'oggi Alessandro Morelli sulla Verità, aspettare di essere inguaribili, di essere in coma, quello che l'Europa vuole fare con noi, aspettare che non possiamo più reagire. Modello Covid? Buongiorno da Sammy Varin, salve a tutti, buongiorno a Simone. Oggi abbiamo Simone più in forma che mai, devo dire. Oh, che bel ragazzo, sarà che non beve più l'acqua del rubinetto, è passato all'acqua in bottiglia. Sta cosa qua che uno cambia acqua e è come nuovo, veramente una roba pazzesca. Fammi vedere cosa è successo nella notte. Niente, perché oggi c'è lo sciopero dei giornalisti, quindi voi mi sentite, ma io in realtà sono registrato. Questa è una rassegna stampa di una settimana fa. È vero, che cosa c'è a guardarmi con quella faccia di compatimento? Non ci sono. Tu mi vedi, ma non sono quello di una settimana fa. In realtà è da 10 anni che il contratto dei giornalisti non viene aggiornato e quindi, vabbè, oltre ad avere le pezze al culo abbiamo anche lo stipendio di 10 anni fa, sappiatelo. Il Corriere della Sera comunque è ancora sulle notizie attuali, perché Trump continua ad attaccare la Meloni e il Papa. Sull'Iran ha detto intesa ad aprile, ma invia altri 10.000 soldati, e Teheran valuta la riapertura parziale di Hormuz, ok? Attenzione, Teheran anche corteggia l'Europa. Ha detto questa frasettina: amiamo l'Italia, la amiamo, perché dovremmo attaccare? Oh, e che mi piace sta cosa, gigioneggiare in questo, ma perché mai dovremmo attaccare l'Italia, no? E poi magari finisce come ha detto Trump, che quando meno ce l'aspettiamo.
l'abbraccio di Meloni con Zelensky per produrre droni, cioè loro si abbracciano e producono droni. Mattarella, dal vostro paese eroismo. Questa è l'apertura del sito elettronico del Corriere, benché in sciopero, come in sciopero anche Repubblica, la mossa anti-Trump di Meloni, vertice su Hormuz con Macron, Starmer e Merz. Questo è il titolo principale, ma sappiate che comunque, ribadisco e disco oggi non ci sono telegiornali né notizie, i giornalisti sono in sciopero. E noi che comunque siamo d'accordo sul fatto che magari 5 euro in più di stipendio non ci starebbe male, siamo comunque in diretta, ci mancherebbe altro, e anzi lavoriamo ancora di più, perché essendoci meno informazione dobbiamo darci più da fare. Prima di tutto perché domani c'è e dopodomani c'è questa importante manifestazione della Lega in centro Milano, alla quale io vi invito a partecipare, perché il bello è proprio che in questi giorni stiamo raccogliendo le vostre proteste. Attenzione, le vostre proteste stanno arrivando, ma alle 3 di questa notte ad esempio ne sono arrivate al 340 6709 659 tramite WhatsApp. Inviate un WhatsApp al 340 6709 659 la vostra protesta, ma anche appunto la vostra proposta per questo governo. Noi queste cose le porteremo sabato in piazza, ma soprattutto sul palco della manifestazione della Lega. E non è poco, perché oltre alla Lega, che fa parte, e una parte importante in questo governo, ci saranno anche molti leader europei. E la battaglia vera, ormai l'avete capito, oltre da fare qua in Italia, è da fare con l'Europa, che appunto aspetta che siamo in coma. Quando saremo in coma probabilmente tirerà fuori qualcosa dal cappello magico, e non dobbiamo aspettare di essere malati incurabili, ti pare? Bisogna reagire subito. Come reagire a questa crisi? Abbiamo delle idee, ma le avete anche voi. Scriveteci al 340 6709 659, soprattutto voi ascoltatori che per caso ci avete scoperto, o che magari non vi siete mai permessi di scrivere a una radio perché ma cosa vado a scrivere eccetera. Anche voi, vi sto indicando con il ditino ammonitore, anche voi su YouTube, su Facebook, quelli che ci guardano sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Diamoci da fare, 340 6709 659, i vostri commenti, le vostre proteste diventeranno proposte da portare questo sabato in Piazza Duomo. Vi faccio qualche esempio, vi leggo il messaggio arrivato alle 3 di notte, siete curiosi? A Milano sia chiaro che non vogliamo dare soldi ed armi a Zelensky. Inutili le chiacchiere da palco, meglio uscire dal governo. Senti cosa scrive questo alle 3 di notte: riconquistare voti importanti che farci consumare come è avvenuto in questi governi a cui abbiamo partecipato per nulla. Ma di questo silenzio. Oddio, silenzio mica tanto, visto che ne parliamo, e questo sabato ci saranno sorprese importanti alla manifestazione della Lega, e per quello che non ce la vogliono far fare, ce la vogliono proibire e ostacolare gli amici soprattutto dei centri sociali, e questa cosa mi piace molto perché fa capire come la Lega, quella Lega di lotta e di governo, fa ancora molta paura, preoccupa, diciamo così, ok? Preoccupa, la paura, e ce la fanno loro, quelli dei centri sociali e lo stesso Partito Democratico che farà contromanifestazioni, e gli stessi alleati di Forza Italia e di Fratelli d'Italia che hanno preso le distanze, addirittura organizzano una bicchierata in compagnia piuttosto che fare una manifestazione per sondare cosa pensano gli italiani di questo momento.
Ti faccio un esempio? Dai, te lo faccio. Sai dove voglio andare? Ma solo per un secondo. Vado sul quotidiano Il Corriere, che naturalmente mi sbatte fuori devo fare l'annuncio del conto corrente postale. Quando il computer mi sbatte fuori dal programma e non mi vuole far vedere il quotidiano che io vorrei vedere, vuol dire che devo dire il conto corrente postale per aiutare Radio Libertà. 3767 1294. Segnate giù, cari amici, che oggi magari fate un giro in posta. Conto corrente postale 37671294, intestato a Radio Libertà. Aiutate la nostra radio ad avere un computer che funzioni. Sono sul Corriere, fammelo vedere. Titolo principale: Trump senza freni, nuovi attacchi. Il leader USA: con Georgia il rapporto è cambiato. Poi critica ancora il Papa e rilancia un post dove compare con Gesù. Niente poco di meno. Meloni riceve Zelensky, l'accordo sui droni, e domani a Parigi un vertice con Starmer e Merz. E queste tutte le notizie di un giorno condensate nel titolone del Corriere, che poi parla anche del personal trainer ucciso a Foggia perché è uscito un audio. Cosa fai? Mi spari? L'audio shock del delitto. Parla di MPS, la vittoria di Lovaglio, decisivi voti di Delfine BPM, definita la nuova governance, battuta la lista del CDA, ma che interessa a me, lo amiamo, è Massimo Gramellini. Il suo caffè in taglio basso in prima pagina sul Corriere ci fa una pubblicità della miseria con il titolo Patrioti senza paura. Chiaramente una presa per il culo per tutti voi che decidete di scendere in piazza questo sabato con la Lega e chiaramente un invito a non fare assolutamente nulla, a stare lì ad aspettare lo stato comatoso. Senti cosa scrive Gramellini. Per sabato 18 aprile la Lega aveva annunciato senza paura manifestazione sovranista a favore della rimigrazione e contro l'Europa in Piazza Duomo con Matteo Salvini e i Patrioti. I Patrioti, lo ricordiamo, sono il gruppo in Europa dove c'è anche la Lega, e in effetti ci saranno importanti leader europei. Per quello che dico, se ci sono degli argomenti da portare sul palco, è ancora più importante perché se ne parlerà anche in Europa. Romperemo le balle a questa Europa per rifondarla. Proseguo. Poi il governo ha perso il referendum e per sabato 18 aprile la Lega ha annunciato senza paura manifestazione sovranista non più contro i migranti ma sempre contro l'Europa in Piazza Duomo con Matteo Salvini e i Patrioti. Poi il sovranista Orban ha perso le elezioni in Ungheria. Così per sabato 18 la Lega ha annunciato senza paura manifestazione a favore dell'Europa in Piazza Duomo con Matteo Salvini e i patrioti europei. Poi però Trump ha insultato il Papa e quindi per sabato 18 la Lega ha annunciato senza paura manifestazione a favore dell'Europa e per la pace. Se non che poi Trump se l'è presa pure con la Meloni e perciò ieri Salvini ha annunciato in conferenza stampa che sabato 18 in Piazza Duomo si svolgerà senza paura manifestazione a favore dell'Europa per la pace e contro l'aumento dei prezzi causato dalle smargiassate belliche degli americani. Sempre che tra oggi e domani i sovranisti al di qua o al di là dell'oceano non perdano altri colpi, in tal caso, sabato 18 aprile in Piazza Duomo, Salvini potrebbe chiudere il cerchio con senza paura, manifestazione a favore dell'Europa dei migranti, per la pace, contro l'aumento dei prezzi e contro il ponte sullo stretto, sostituito dal ponte di Tripoli per consentire a chiunque lo desidera di raggiungere l'Italia in bici. Allora, stiamo qui a richiedere uno psicologo per Trump e sinceramente penso che anche Massimo Gramellini, e se non uno forse due, abbia bisogno di due persone che si prendano cura di lui. Chiaramente, Massimo, scherziamo, e grazie per la super pubblicità spot
mattone per la manifestazione della Lega che, cari ascoltatori, potete ancora prenotare contattando la sezione della Lega a voi più vicina o qualunque amico leghista che avete sotto mano, perché partono pullman da tutta Italia sabato mattina per portarvi sabato pomeriggio in Piazza Duomo a Milano. Inutile dirvi che per malati cronici, personaggi che non riescono a camminare, vecchietti che disumanamente sono invecchiati e non riescono neanche a alzarsi dal divano, scherzo, ma lo so, ci sono anche questi problemi. Siamo in diretta anche qui su Radio Libertà, state tranquilli, dalle 14 ci sarà la diretta completa. Ve l'ho detto, con qualche sorpresina. Al momento non posso dire niente, ma c'è qualche sorpresina. Non fatemi parlare. Domani mattina c'è Matteo Salvini. Non ho detto niente. Sì, ci sarà il segretario alle 11 domani mattina in diretta. Ma ce ne saranno altre ancora sabato pomeriggio di sorpresa. Non posso dirvelo, no, ve lo sto dicendo. Non ve lo sto dicendo. Andiamo sul manifesto. Sia il manifesto che il Secolo d'Italia hanno la stessa foto, o comunque molto simile in prima pagina, con due però letture differenti. Sono comunque letture che so che non vi piacciono tantissimo, entrambe. Quella del manifesto, ci mancherebbe, quotidiano comunista, ma che ha sempre dei titoli fantastici e non possiamo non amarlo. Il manifesto oggi titola "Ci vorrebbe un amico". E chi c'è in prima pagina fotografato dal manifesto? La Meloni e Zelensky, con la Meloni che abbraccia Zelensky come per dire vieni che facciamo dei droni insieme. Trump la attacca ancora, è stata negativa, vuole il petrolio però non ci aiuta. Meloni resta in silenzio e cerca una nuova collocazione. Grandi abbracci e promesse di sostegno a Zelensky, che arriva a Roma ma se ne va a mani vuote, scrive il manifesto. Ci vorrebbe un amico, storica canzone del comunista Antonello Venditti, e ci sta effettivamente come titolazione. Ma c'è anche l'altro giornale da tutt'altra parte dal punto di vista politico, che però, guarda caso, apre con una foto molto simile. Il Secolo d'Italia questa mattina apre con Zelensky e la Meloni che si danno la mano, promettendosi droni, una mano per la pace. Questa, sto pensando se c'è una canzone, no, Venditti aveva le balle girate, non ne ha fatte così. Meloni incontra Zelensky e rinnova il sostegno all'Ucraina anche per l'ingresso. Scusate, non riesco a proseguire, Simone. Metti una canzone di Venditti. Anche per l'ingresso nell'Unione Europea. Ok, ce l'ho detto, l'ho fatto, ok. C'è anche l'articolo di Lucio Meu, chiaramente miau, potete benissimo leggerlo. Secolo d'Italia, titolo principale è la Meloni e Zelensky, una mano per la pace. Chiaramente voglio un vostro parere anche su questo, perché ho la sensazione, che strana sensazione, che ne abbiate un po' le scatole piene di aiutare l'Ucraina. Ma sto campionando, potrei sbagliarmi. 340 67 09 659. Vi sto incitando a scrivermi un WhatsApp, non so se l'avete capito. Quindi similmente, ma con due letture diverse che ci fanno entrambe comunque incazzare, abbiamo visto il Secolo d'Italia e anche il quotidiano comunista, il manifesto, aprire in modo particolarino, diciamo così. C'era un'altra cosa bella che volevo leggervi, mi è sfuggita. Dov'è quel quotidiano economico che c'aveva una mezza riga un po' interessante? Guarda che avere un computer comunista, ma è una roba, non se ne può più. Tu cerchi una cosa e non te la fa vedere, perché devi pagare lo scotto. Niente, non me lo fa vedere. Milano Finanza stavo cercando, Milano Finanza.
Cioè, perché continua a farmi vedere il manifesto questo? È impazzito, dategli una botta, no? Conto corrente postale 37671294, abbiate pietà di Sammy Varin. Ma chi li ha inventati i computer? Ma vi ricordate quando c'era il cartaceo? Che bei tempi, ragazzi. Sì, ti ungevi tutte le mani di nero, no? Sembravi un carbonaro. Però, insomma, alla fine uno riusciva ad avere quello che voleva. Così facendo stai a cercare per ore e ore e ore a far l'amore un titolo e non ti salta fuori. Eccola qua. Italia oggi, voglio questo. Trump mai così debole, ok? Titolo principale, ma attenzione, il riquadro in prima pagina è una cosetta interessante. Il ritardo nella firma dei contratti di lavoro fa scattare aumenti automatici di stipendio. No, visto che oggi c'è lo sciopero dei giornalisti, sarebbe incredibile. Vi leggo Cirioli, poi ne parla a pagina 21. La vacanza contrattuale non sarà più a costo zero. Dopo 6 mesi di mancato rinnovo del CCNL, infatti, i datori di lavoro dovranno pagare ai dipendenti un'indennità provvisoria calcolata in misura del 30% dell'inflazione programmata del minimo retributivo. L'indennità salirà al 60% dopo un anno e con la stessa decorrenza inoltre i lavoratori non saranno più tenuti a versare il contributo di assistenza contrattuale. La novità prevista dalla bozza di decreto legislativo di attuazione della legge 144/2025 avrà immediata applicazione anche ai contratti collettivi di lavoro già scaduti. Questo lo mette Italia Oggi in prima pagina. D'accordo? D'accordo. Oh, sono già le 7:54. Mamma mia, com'è tardi. Corro, anche perché tra pochissimo leggo i vostri messaggi. Scrivetemi, popolo di Radio Libertà, al 34067090659. Sammy Varin aspetta i vostri messaggi. Cosa mettiamo sul palco questo sabato in centro Milano? Guarda qua la locandina, oggi sul Tempo, la pubblicità della manifestazione della Lega. Senza paura, in Europa padroni a casa nostra. 18 aprile, ore 15, Milano, Piazza Duomo. Se non trovate il pullman e se siete in zona, veniteci per i fatti vostri. Contate solo che a mezzogiorno, come in tutte le manifestazioni, chiude la fermata, l'uscita della metropolitana in Piazza Duomo. Quindi uscite a quella prima, a San Babila, non c'è problema, vi fate la passeggiata. Fino alle 12 si può uscire tranquillamente dall'uscita Duomo della metropolitana. Basta guerre a famiglie e imprese. Ecco uno dei claim di questa manifestazione con, guarda qua gli ospiti da tutta Europa, tutte facce e molte di queste sono conosciute, ragazzi. Ad esempio Joan Bardella, Viktor Orban, Santiago Abascal, Geert Wilders. Ce ne sono e sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 leader europei del gruppo dei patrioti che saranno sul palco sabato pomeriggio. Per quello che vi dico, dobbiamo fare guerra anche, in senso buono, a questa Europa, per rifondarla, per fare in modo che veramente aiuti i propri cittadini, facendo squadra. Ed è per questo che secondo me la manifestazione della Lega è molto importante. Avete sentito, ci saranno decine di trattori in Piazza Duomo questo sabato pomeriggio a significare le problematiche degli agricoltori stritolati da questa Europa che si fa contratti col mondo intero per portarci nei piatti le schifezze più assurde a prezzi assolutamente convenienti a danno dei nostri agricoltori. Torneremo a parlarne, certo che ne torneremo a parlare. Questo ad esempio è il Tempo che ha questa pubblicità, ma io bada ben
pericolosamente sto passando su Repubblica, via, subito, via, vi porto sul quotidiano La Verità. Perché? Perché prima di tutto c'è l'intervista con il sottosegretario Morelli, in piazza contro l'Unione Europea che ci vuole in coma. Guarda caso, è un termine brutto, potente, certamente. Addormentati, ci vuole nulla facenti, certo, quello piace all'Europa. Non dobbiamo reagire, non ci dobbiamo arrabbiare, dobbiamo fare quello che vuole l'Europa, proprio come dovevamo fare ai tempi del Covid. La Verità, oltre all'intervista di Morelli che leggeremo tra poco, come titolo principale: ora la sinistra rimpiange Trump. Attenzione, è una provocazione ma interessante. Le surreali reazioni allo scontro su Papa e guerra nel Golfo. Dopo aver passato più di un anno a dire che la Meloni doveva prendere le distanze dal leader della Casa Bianca, adesso le imputano di avere portato ai livelli più bassi i rapporti con gli Stati Uniti e di aver perso peso politico in Europa. Bisognerebbe far pace con il cervello, così scrive Paolo Del Debbio oggi sul quotidiano La Verità. In centropagina, colpo di scena MPS, torna all'Ovaglio, in sella grazie ai Del Vecchio e a BPM. La D del risanamento rientra al suo posto con i blitz di Delfen che vota con BlackRock e Banco. Sconfitta la lista di Palermo, sostenuta da Caltagirone, governo spettatore. Attenzione al taglio basso, questa ce la ricordiamo. Apostolico. L'Apostolico si è dimessa dopo le polemiche per avere manifestato contro Salvini, ce la ricordiamo bene. Già, la giudice pro migranti che sfidò il governo disapplicando il decreto Cutro e che viene fotografata a manifestare in piazza contro Salvini. Ce la ricordiamo. Bene, ha ottenuto uno scatto di carriera, nonostante non faccia più parte neanche della magistratura perché si era dimessa. La decisione del CSM le consente comunque di maturare una pensione più ricca. La beffa del CSM, promossa la toga pro migranti.
Non si può mica stare fermi con questo pezzo. Cosa pensate? Third Eyes con Mirko Signorile dalla Puglia. Questo è il suo ultimo album, Nine Heart, uno stile lirico e intimo insieme che poi caratterizza la produzione di questo pianista jazz. Third Eyes Mantra lo trovate facilmente, semplicemente su YouTube. Con il buongiorno e buon mattino da Sammy Varino, ci siamo, la nostra rassegna stampa del giovedì che verte, lo sapete, propedeuticamente, come parlo difficile per gli amici piddini, verso la manifestazione di sabato pomeriggio in centro Milano, con la Lega e in generale con chi vuole portare argomenti per il nostro paese e per cambiare questa Europa. Non certo come fa Enzo. Enzo dice: oh, che palle ogni giorno la stessa minestra, che schifo, che noia. Sono troppo vecchio per sentire sempre le stesse puttanate da più di 50 anni. Vado in Africa per non sentire più nessuno. Oh, cari saluti Enzo, beato te che puoi andare in Africa. Ma ti dico, l'Africa ormai ce l'abbiamo qua, ti conviene farti un giro a Gallarate o in altre zone d'Italia dove ne stanno succedendo di tutti i colori. Siamo pronti al peggio se non fermiamo tutto ciò, e per fermarlo bisogna alzare la testa e dire: io ci sono, io ho delle idee e le porto sul palco della manifestazione della Lega di questo sabato in Piazza Duomo a Milano. Andare in Africa non so quanto ti sia utile, ma sto leggendo i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Ciao Sammy, ma perché non chiudono tutti i centri sociali? La Meloni si deve svegliare, sta rompendo le scatole. Attenzione, tra poco ve ne parlo, c'è un decreto sicurezza bello che bisogna affrettarci a approvare perché scade il 25, ma c'è qualcuno a cui non piace e quel qualcuno, guarda cosa sto facendo, sto guardando in alto, lassù, non è Gesù l'amico di Trump, ma è qualcun altro. Ciao Sammy, non abbiamo capito però se ci sarà un corteo o se si rimane in Piazza Duomo fissi. C'è il corteo, lo ha detto ieri Matteo Salvini proprio qua in Bellerio, su dalle scale della nostra radio, hanno fatto una conferenza stampa ufficiale, c'è il corteo che parte da Porta Venezia. Infatti i giornalisti comunisti gli hanno fatto notare ma anche il 25 aprile parte un corteo da Porta Venezia, e Salvini giustamente, cioè, ci vuole anche una pazienza, no? Li ha guardati e ha detto vabbè, cosa c'hanno la priorità loro di fare il corteo il 25 aprile da Porta Venezia? Ci sarà quindi il corteo che parte da Porta Venezia e che arriva in Piazza Duomo, ma ci saranno, ribadisco e discoriba, delle novità, niente male, non posso snocciolarle subito, però domani alle 11 c'è Matteo Salvini qui in radio. Ho detto qualcosa? Non ho detto proprio niente, zero. Buongiorno Sammy, Deris, la prima proposta è sul caro benzina. Abbiamo o non abbiamo una compagnia di Stato? Questa è bella, aspetta che me la scrivo.
abbiamo o non abbiamo? Anche se adesso non faccio l'avvocato dell'ENI, eccetera, devo dire che è forse quella che ha aumentato i prezzi di meno. Peccato però che qui intervenga la differenza tra pompa e pompa, pompa e pompa qui, pompa là, magari è lo stesso marchio ma cambia il prezzo. E io a quel punto, ragazzi, che da settimane, se non mesi, che dico non date la colpa ai gestori, non sono loro che decidono il prezzo se non per quei minuscoli centesimi, proprio non ci guadagnano quasi niente, e quando però il marchio è lo stesso e da pompa a pompa cambia di tanto il prezzo, io rimango così e evoco l'entità. Signori, sapete a chi sto pensando? A Mister Prezzi! E qui naturalmente altra cosa, Deris, da portare in Piazza Duomo sabato pomeriggio. Mister Prezzi, portatemi Mister Prezzi sul palco. Se sì, questa compagnia di Stato, dice ancora Deris, va usata per stabilire un prezzo di benzina e gasolio calmierato. Se siamo in un mercato libero, uno può scegliere. Bene, grazie della segnalazione. Tra Fabio Falso, la Nana Litizzetto e Don Massimo non saprei chi scegliere. Attenzione a questo messaggio criptico, chi lo capisce è bravo. Gramellini verrà pure pagato per scrivere queste cagate. C'è lo sciopero dei giornalisti. Sì, ma le ha scritte già un po' di tempo fa, di sicuro, è roba datata. Ciao Sammy, secondo me Don Massimo Gramellini ci ha fatto dell'ottima pubblicità. Più parli male di una cosa, più la gente è curiosa di vedere. Bravo Pierluigi, è proprio così, infatti. Poi in prima pagina sul Corriere, decisamente, c'è anche un messaggio audio. Sentiamo cosa dice questo. Certo che fa del esempio, si prende quell'articolo dove il PD adesso è a favore di Trump, piuttosto che la Meloni, ma come siamo anche il giornale. Bello, questo mentre guida che impreca, no, sulla stampa odierna. Mi piace, un saluto a tutti voi che ci seguite con la Radio DAB, che avete scoperto che Radio Libertà si ascolta anche in DAB, schiacciando DAB sul vostro cruscotto anziché FM. Ci sono decine di radio nuove, ma che non avete mai sentito, senza utilizzare internet. Siamo in ordine alfabetico, cercate Radio Libertà. Poi chiaro, se non riuscite, collegate il vostro telefonino tramite Bluetooth all'autoradio ed è la stessa cosa. Ritorno sul quotidiano La Verità, perché dopo la beffa del CSM che promuove l'apostolico, storica giudice pro migranti per fargli maturare una pensione più ricca perché a quanto pare guadagnava poco, c'è anche un'altra segnalazione. Allora, da una parte i vaccini, e so che quando parlo di vaccini ci bloccano sempre su Facebook e su YouTube. Per fortuna siamo in diretta anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, che ha più di 1 milione di follower, e quella chissà come mai non la bloccano mai. Allora, morì un ragazzo. Il GIP ha detto vaccini anti-Covid sperimentali, ma giusto darli a tutti. Bella frase, e l'articolo solo sul quotidiano La Verità di Patrizia Floderreiter. Sempre in prima pagina il richiamo con le prime mosse di Magyar. Lo sapete, in Ungheria ha vinto quello filo europeista, comunque sempre di centrodestra, il nuovo idolo dei Dem, perché hanno applaudito alla sconfitta di Orban quelli di sinistra, anche se la sinistra in Ungheria è pressoché inesistente dopo le ultime elezioni. Il nuovo idolo dei Dem, Magyar, chiude la TV pubblica e vuole la testa del presidente. Questo è l'articolo che c'è all'interno del quotidiano La Verità. Con tutte queste segnalazioni, prima di tutto
detto, c'è l'intervista a grandissimo Morelli, sottosegretario, non posso che entrare all'interno della verità, partendo da pagina 2, Trump-Meloni, nuovo assalto, il rapporto è cambiato, la sua ultima frase, l'Italia ridimensiona il litigio, per l'inquilino della Casa Bianca Roma è stata negativa, ma continua a sfruttare Hormuz, capito? Ci sta arrivando tanto di quel petrolio qui. Tajani, non si tratta di una vera crisi. La russa nulla è insanabile. Poi c'è la fotografia di Fiorello che va a rompergli la balle alla Meloni, gli telefona e lei dice: sono impegnata, che succede? Notiziona Fiorello, ti amiamo, certo, ma ce l'ho anch'io il numero di telefono della Meloni, ma non vado a rompergli le balle, insomma. Santa pazienza, d'altronde lui è Fiorello, queste cose le può fare, e la Meloni può soltanto dirgli sono impegnata. Giro la pagina, sono sul quotidiano La Verità. Eccolo qua, la sinistra rimpiange il tycoon e il canale privilegiato con gli Stati Uniti. È il titolo principale di Paolo Del Debbio oggi sulla Verità. Dopo aver chiesto per un anno a Palazzo Chigi di rompere con Washington, l'opposizione, a eccezione della sola Schlein, si strugge per gli screzi tra i due leader. Nel campo largo facciano pace con il cervello. Interessante meditazione da leggere di Paolo Del Debbio. Mentre gli ultimi sondaggi dicono che il Donald furioso fa bene a Giorgia, ok? Però bisogna chiedergli permesso a Gramellini, non so se gliel'avete chiesto, si può leggere sta cosa, la posso leggere? Difendendo il Papa e scaricando Stati Uniti e Israele, il governo italiano si sintonizza di nuovo con l'opinione pubblica. Per Manheimer il capo dell'esecutivo salirà al 45%. Capito mi hai Gramellini il motivo per cui la manifestazione della Lega ha tante motivazioni per esistere questo sabato. Sappiamo che tu non ci sarai, potrai sentire la diretta qui su Radio Libertà a partire dalle ore 14 di sabato, ma ci sono parecchie motivazioni per fare questa manifestazione. E me le state elargendo, grazie, mentre parlo. Ping, 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 compaiono tutti i whatsappini nuovi al 340-6709-659, tranquilli, poi li leggiamo. Giro di nuovo la pagina, eccolo qua, pagina 11, il nuovo idolo dei Dem censura la TV pubblica. Qui siamo in Ungheria e Magyar, osannato dalla sinistra anti-Orbán, minaccia da neo-premier ungherese la sospensione dell'informazione statale. Ah, però! Peggio di Orbán, fabbrica di menzogne, dice lui, l'informazione statale. Oddio, qualche dubbio è vero, ce l'abbiamo anche noi ogni tanto, E sfiducia pure il Presidente della Repubblica, dice lo rimuoveremo insieme a tutti gli altri burattini. Chissà cosa risponde il PD di questa cosa. È stato adottato da tutte le cancellerie europee. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha accolto la vittoria di Magyar alle elezioni politiche del 12 aprile, dichiarando che l'Ungheria è tornata al cuore stesso dell'Europa. Lunedì il cancelliere tedesco Merz ha salutato il risultato come una delle migliori notizie di ieri. Il primo ministro polacco Tusk ha parlato di portata storica, dichiarandosi felice quando in politica moralità, decenza, onestà e verità vincono contro il male, la violenza e le bugie. In Italia hanno esultato, se possibile, più le opposizioni che le forze di governo, nonostante gli eurodeputati di Zizza a Bruxelles siedano nel Partito Popolare Europeo. Hanno vinto la libertà, la democrazia, la voglia d'Europa, ha commentato il leader del Partito Democratico Schlein, mentre Ilaria Salis festeggiava. Il segretario di sinistra italiana Fratoianni definiva l'esito elettorale un segnale di incoraggiamento per tutte le forze progressiste europee e per l'Italia. Ma
72 ore dopo il risultato, il primo ministro in pectore che ha sconfitto l'ex premier Viktor Orbán ha rilasciato alcune dichiarazioni che molto probabilmente lasceranno spiazzati i suoi estimatori progressisti. Dopo la formazione del governo di Ziza sospenderemo il servizio di informazione dei media pubblici, ha annunciato Magyar. Il futuro premier intende interrompere i programmi di informazione dei media statali in attesa di una modifica della legge sui media per garantire pluralismo e imparzialità da parte di un'informazione pubblica compromessa nel lungo periodo di governo del suo predecessore. Quindi piuttosto togliamo tutto. Magyar dunque inaugura il suo mandato con un insolito bavaglio su cui le autorità di Bruxelles al momento non si sono ancora pronunciate, eppure la sua vittoria sul rivale al governo da 16 anni è stata netta, nonostante i compagni progressisti avessero annunciato che Orbán avrebbe impedito al popolo sovrano di esprimersi e fatto di tutto per inquinare il responso delle urne. I conti non tornano e se volete saperne di più, Orbán ci sarà sabato pomeriggio alla manifestazione della Lega. Ok, siamo sempre a pagina 11 della Verità. È un riquadro che fa arrabbiare soprattutto quelli che sono lì in coda fermi. Maxi code sul ponte della Ghisolfa. Milano, l'ennesima ciclabile paralizza il traffico. Signori, altra motivazione per arrivare in piazza questo sabato, in piazza Duomo a Milano. Traffico paralizzato, code interminabili. È ormai una scena quotidiana sul cavalcavia della Ghisolfa, dove nelle ore di punta si alza forte il coro di protesta degli automobilisti bloccati. A causare il rallentamento è il cantiere per la nuova pista ciclabile, che ha ridotto la careggiata in direzione Piazzale Lugano. I lavori sono partiti tra il 7 e l'8 aprile con l'installazione delle recinzioni destinate a restare per circa 6 settimane. L'intervento prevede la realizzazione di 2 ciclabili protette tra via Macmaone e Piazzale Lugano. Il cantiere complessivo andrà avanti per circa un anno. Ok, si parlerà anche di Milano, appunto, sabato pomeriggio in piazza Duomo. Direi di sì, anche perché stiamo aspettando un candidato del centrodestra e chissà che lo avremo sul palco. Fabio Amendolara, eccola qua. L'ex giudice passionaria dei migranti, quante volte ne abbiamo parlato e anche riso, scherzato, perché comunque insomma è una che ha favorito in ogni modo i migranti. Tu dici ma no, loro sono indipendenti eccetera, poi l'hanno fotografata a una manifestazione contro Salvini e dici, ma forse sì, sono indipendenti, però anche loro devono pur votare. Non era piaciuta questa cosa e infatti lei è uscita dalla magistratura nel 2024. Bene, non lo so, bene o male, fatto sta che l'ex giudice passionaria dei migranti ha ottenuto dal CSM lo scatto di carriera. Iolanda Apostolico disapplicò il decreto Cutro e manifestò in piazza contro Salvini. Si scrive oggi sul quotidiano La Verità, ma non soltanto. Già, il Consiglio Superiore della Magistratura durante il plenum di ieri ha promosso Iolanda Apostolico. 7ª valutazione di professionalità. Zitto, Sammy Varin. Non aggiungere altro, ma c'è un bel paginone tutto vostro sul quotidiano La Verità. Giro la pagina, attenzione alla cronaca, risbattuto in strada dai medici attivisti, senegalese sgozzato in una baraccopoli. Allora, attenzione, questa cosa dei medici attivisti è forse l'argomento più commentato sui social di Radio Libertà. Cercate Radio Libertà, ad esempio, su Instagram, cioè migliaia di commenti, alcuni veramente improponibili, incommentabili, perché ci siete andati giù pesanti, su questi medici, alcuni medici che avrebbero rilasciato falsi certificati medici per non far rimpatriare i clandestini. Bene, anzi male, malissimo, clandestino muore a Ravenna dopo una rissa con un maliano, era tra i beneficiari dei certificati contestati
dalla procura. Fabio Amendolara, prima di terminare la sua vita sulla pista ciclabile della Darsena di Ravenna, area urbana marginale tutta capannoni dismessi ed ex strutture industriali, Moussa Cisse, il senegalese di 29 anni trovato con la gola tagliata, era passato per il reparto di malattie infettive del Santa Maria delle Croci. Qui, quando ancora 3 degli 8 medici poi indagati non erano stati ancora sospesi dal giudice e agli altri non era stato impedito di occuparsi della burocrazia migratoria per 10 mesi, era entrato in una lista speciale. Questo Cisse era uno degli stranieri che avrebbe beneficiato di quei 34 certificati al centro dell'indagine della procura sui medici anti-CPR, documenti ritenuti falsi in base alle verifiche degli investigatori della squadra mobile all'interno di un'inchiesta coordinata dai PM Barberini e Scorza. Quando Cisse, immigrato da trattenere in un CPR in attesa della sua espulsione, fu sottoposto alle analisi del sangue e del torace, non saltarono fuori patologie, nessun elemento clinico significativo. Il medico che si occupò della sua posizione però emise una valutazione di inidoneità, quindi era inidoneo ad andare nei CPR, motivata in modo generico, l'incompletezza degli esiti, il tempo ritenuto insufficiente per un approfondimento clinico. Insomma, questo Cisse è stato sottratto dal trattenimento in CPR, ma non tolto dalla strada. E già c'è rimasto in strada ed è stato ammazzato. Cose brutte che non vorremmo vedere, ma la rabbia naturalmente viene perché questi medici, alcuni hanno fatto veramente dei certificati fasulli e molti di questi erano pure contagiosi e li hanno fatti liberare al posto che rinchiuderli da qualche parte. In taglio basso, se preferisci, avvocati aiutano immigrati a fingersi gay per l'asilo. Inchiesta shock della BBC. Alcuni studi chiedono fino a 7.000 sterline in cambio di prove, la prova di come sei gay. Un escamotage attivo anche in Italia, ragazzi. Io ci scherzo perché lo sapete, questa non è una rassegna stampa seria, è uno scherzo per sopravvivere alle rassegne stampa, per non rassegnarci alle rassegne stampa degli altri canali. Ma quanti anni è che io vi parlo di questa cosa dell'immigrato che tocca il culo al carabiniere per non farsi rimpatriare? Dai, lo faccio per ridere, ma lo sapete che ogni cacchiata che dico ha una sua base di verità? Se le terapie per far diventare eterosessuali gay vengono unanimemente giudicate pseudomedicina, chi vuole fare il percorso inverso trova invece porte spalancate, scrive Adriano Scianca oggi sulla Verità. Nel Regno Unito ci sono fior di studi legali che sfornano nuovi omosessuali ogni giorno, con tanto di foto e testimonianze scritte. Basta pagare. Mi fermo, ragazzi, ma anche qui capite com'è potente oggi il quotidiano La Verità. È forse il caso di alzare il culo e magari per la prima volta comprarvi della carta, che serve sempre comunque, dico, non è bella, non ci sono tante pagine come Corriere, Repubblica o Stampa, però ragazzi, oggi il quotidiano La Verità vale la pena di essere acquistato, se non fosse perché c'è l'intervista ad Alessandro Morelli, che noi ospitiamo ogni mercoledì, ma che oggi campeggia a pagina 14 per parlare della manifestazione di sabato in piazza contro l'Unione Europea che ci vuole in coma. Termine pesante, lo so, ma è la verità. Ci vuole in una situazione in cui non possiamo più reagire perché ormai è troppo tardi. Questo vuole l'Unione Europea ed è per questo, ragazzi miei, che bisogna reagire portando sul tavolo europeo delle cose che noi vogliamo fare. E allora, se ci permette di farle,
Scostamento di bilancio? Punto di domanda. Bene, se non ci permette, questa sarà una domandina che farò domani a Matteo Salvini, il segretario della Lega, domani alle 11 sarà qui su Radio Libertà, l'ho detto. Se non ci permette lo scostamento di bilancio, cosa c'è? Non funziona più la radio? Guarda che io l'ho detto, cosa facciamo? Non si è sentito? Non si è sentito. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio spiega la manifestazione di sabato. Immigrazione e patto di stabilità. O l'Europa asseconda gli interessi nazionali o, dice Morelli, faremo da soli. I movimenti in Forza Italia non andranno a sinistra, se lo fanno con noi han chiuso. Signori, Flaminia Camilletti intervista Alessandro Morelli sulla Verità oggi a pagina 14. La Lega riparte dalla piazza con le proprie proposte per rilanciare l'Italia. Questo è lo spirito con cui il sottosegretario a Palazzo Chigi Alessandro Morelli si avvicina alla manifestazione di sabato 18 convocata dalla Lega a Milano. In Italia ci sono tante proteste, ma poche proposte. Noi, come siamo abituati a fare, dalla piazza lanceremo o rilanceremo le nostre proposte nell'ambito del governo e in vista della prossima campagna elettorale. Sbrigatevi ragazzi, inviate le vostre proteste, le vostre proposte al 340 6709 659. Approfittate di questa radio che è un cordone ombelicale potentissimo verso la, speriamo ancora, buona politica, perché i vostri messaggi io li inoltro tutti quanti ad Alessandro Morelli. Noi, come siamo abituati a fare dalla piazza, rilanceremo le proposte nell'ambito del governo in vista della prossima campagna elettorale, dice Morelli. Il partito antidemocratico ancora una volta ha calato la maschera, cercando di boicottare la manifestazione qui a Milano, ma per fortuna non ci sono riusciti. Cosa chiedete, sottosegretario? La manifestazione ha un titolo, Padroni a casa nostra, Gramellini permettendo chiaramente. E uno degli argomenti cardine è la rivisitazione di questa Europa. Ragazzi, la vogliamo rifondare questa Europa. O inizi a fare gli interessi nazionali o troveremo il modo per fare da soli e andare incontro alle esigenze della nostra comunità. Sento odore di scostamento di bilancio. L'immigrazione è un tema, non il solo, ma importante perché ha la capacità di cambiare i nostri modelli sociali. Dall'altra parte c'è il fronte economico, con la Lega che propone il tema degli aiuti di Stato e quello della sospensione del patto di stabilità, che per noi è una priorità. Signori, che ne pensate? 340 6709 659. Parlo soprattutto con voi che non avete mai iscritto a questa radio, Fatelo oggi, è il momento giusto. In questo senso, come avete preso le parole del presidente della Commissione Ursula von der Leyen? Dice che è ancora presto per sospendere il patto di stabilità. Dice Morelli, von der Leyen vuole accertarsi che il paziente sia in coma per cercare di fare un miracolo. Io eviterei di arrivare al coma dei vari pazienti europei per dare prova a questa Europa che non ha buoni medici, evidentemente, lo ha dimostrato nel corso dei decenni. Per me prevenire è meglio che curare, quindi bisogna permettere gli aiuti di Stato e rivedere il patto di stabilità. Rivedere, non abolire? Chiede la Camilletti della Verità a Morelli. Iniziamo a rivederlo intanto, ma è chiaro che con una maggioranza diversa in Europa si potrebbe anche pensare di abolirlo. E ricordate che questo sabato ci saranno molti leader europei sul palco della manifestazione della Lega. Qua mi fermo, signori, ma l'intervista prosegue quest'oggi sul quotidiano La Verità. Non ve la leggo mica tutta, se no non lo comprate. Fermi tutti, c'è la pausa pubblicitaria, la canzone indipendente con una splendida interpretazione di Anna Calemme, cantautrice, attrice e pittrice, nota come interprete raffinata della canzone classica napoletana, la voce elegante di Napoli nel mondo, che ci canterà Passa o Tiempo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Piogge in diminuzione, ma contesto ancora abbastanza instabile sul nostro paese, specie al centro e al sud. In mattinata sole prevalente al nord e sulle regioni tirreniche e centro-settentrionali, solo con qualche nube di passaggio. Molto nuvoloso o coperto invece altrove, ma con fenomeni abbastanza isolati. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, qualche precipitazione a carattere irregolare sarà possibile sul Lazio e sulle regioni centro-meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Profumo inafferrabile, giuro non ti perderò. Ti cerco solo tra le lacrime, in questo viaggio senza te. Dove sei? Che fai? Ti cerco, non potrei senza te, lo ammetto. Da chi lo profumerei, le cose mi tremano in mano, senza che sto chiuso coro malato, tu sono nel mio manca già l'aria. Dove sei, che fai? Ti cerco, lo ammetto, non potrei senza te, lo ammetto. Tu sei solo tra le pagine di un dolore mai passato, mi resta solo la tua immagine di questo libro che ho sfogliato. Dove sei? Che fai? Ti cerco, non potrei senza te. Ti sto cercando da chi lo profumerei, le cose mi tremano in mano, senza che sto chiuso coro malato, tu sono nel mio manca già l'aria. Senza te, senza tempo, senza te, mo tremano in mano, senza tempo, e mi manca già l'aria. Profumerei, le cose mi tremano in mano, senza che sto chiuso coro malato, tu sono nel mio manca già l'aria. Senza te, senza tempo, senza te, mo tremano in mano, senza tempo, a me mi manca già l'aria. Senza te, senza tempo, mo tremano in mano, senza tempo, a me mi manca già l'aria.
Passo tempo, passo senza te, senza ne passo stessa. Dove sei? Che fai? Ti cerco, non potrei senza te, lo ammetto. Senza te, uomo tremano in mano. Senza te, va bene, manca già l'aria. Passo tempo, passa senza te, senza me passo stesso. Migliaia e migliaia di visualizzazioni per questa artista sconosciuta a livello nazionale, ma conosciutissima nei suoi territori, il napoletano, la Campania, Anna Calemme. Cercatela su YouTube, questo video simpatico, frizzante, allegro, passa o tempo, all'interno della rassegna stampa di Sammy Varin, con il buongiorno rinnovato e il grazie per decine e decine di messaggi che ci stanno arrivando al 340 6709 659 per commentare le notizie del giorno, ma per portare argomentazioni alla manifestazione della Lega di questo sabato in centro Milano. Siete ancora in tempo a prenotarla, mi raccomando, contattate la Lega sui siti istituzionali o ancora meglio la sezione della Lega a voi più vicina, perché partono pullman da tutta Italia. Chiaro che se siete in zona Milano ci venite tranquillamente per conto vostro, Piazza Duomo non è difficile da arrivarci. Praticamente lo sblocco dei 90 miliardi a Zelensky serve per fargli fare le fabbriche dei droni, cioè noi paghiamo e lui li vende e guadagna, li venderà anche a noi anche se gli abbiamo dato i soldi. Che affari, Zelensky ieri è venuto in Italia dalla Meloni e Mattarella. Cosa è venuto a fare dopo che tornava da Macron, dove hanno firmato l'accordo per la produzione di droni in Ucraina? Firma di qua, firma di là, appunto. Ha firmato anche la Meloni, certamente sì. Dato che faremo la guerra alla Russia, che ci ha minacciato tagliandoci il gas, dobbiamo prepararci a combattere? Cara ascoltatrice o ascoltatore, te l'ho detto, ne parliamo questo sabato alla manifestazione della Lega. Marco, ma la Buscemi che voleva bloccare la manifestazione della Lega per problemi di ordine pubblico, sui centri sociali che vogliono la contromanifestazione, quella sicuramente violenta, non ha nulla da obiettare. Bravo Marco, in effetti c'è apprensione, lo vedremo anche su altri quotidiani, per la manifestazione di sabato, visto che sono parecchi centri sociali che circonderanno la manifestazione della Lega. Chiaramente il servizio d'ordine è più che possente, quindi di problemi non ce ne saranno, ne sono certo. Poi è chiaro, il consiglio del Sammy Varin è quello di restare in corteo, si parte da Porta Venezia verso Piazza Duomo, o chi arriva a Piazza Duomo per i fatti suoi, magari aspettate a tirar fuori la bandiera della Lega quando siete in mezzo ad altre migliaia di persone. È il consiglio che si dà ogni volta ad ogni manifestazione della Lega, assolutamente, perché noi siamo sempre quelli che non sono violenti, ma guarda caso i violenti sono sempre gli altri. Sabato col cartello autonomia subito, bravo Pontida Libera. Caro Marco, non sono non d'accordo, ma più che d'accordo, anche perché il mio volantino che ho fatto fare sul sito Padroni a Casa Nostra è proprio quello che richiama al desiderio, all'obbligatorietà a questo punto dell'autonomia. Sammy spiega che per le code di auto per la ciclabile Salvini non c'entra, ma la colpa è del comune. Io speravo che fosse logico, anche perché il richiamo sulla verità non parla certamente di colpa Salvini, è il comune che ha la mania di queste ciclabili, ed è proprio per questo, signori, siamo a Milano, ma succede in tutte le città targate PD, proprio per questo che anche di questo bisogna parlare alla manifestazione di sabato pomeriggio, è il minimo. Un messaggio audio di 4 secondi. Cosa mi dice questo in 4 secondi? Ho quasi paura a schiacciare, ma schiaccio. Sammy, si pronuncia Magyar. Ecco. Grazie, ciao. E io cosa ho detto invece? Non mi ricordo più. Magyar. Per quella je, un pochettino troppo sofisticato, ok.
farò un corso per corrispondenza prima di sabato, ne avrò bisogno sicuramente. Ritorno sui quotidiani, signori, i vostri messaggi stanno al fresco, poi li leggiamo tutti quanti, sono in diretta anche dopo le 11, ricordate? Ancora sul quotidiano La Verità, solo sulla Verità, pagina 15, il GIP ammette sieri Covid non testati, ma era giusto iniettarli a tappeto, virgolettato. Per il giudice Tomasini l'emergenza pandemica giustificava l'inoculazione dei vaccini senza prescrizione e la sperimentazione di massa. Respinto il ricorso della madre di un 24enne deceduto dopo una dose. Signori, questi sono gli articoli che ci fanno bloccare su tutti i siti, ma lo trovate sulla Verità. Patrizia Floder-Reiter, assolutamente da leggere. Ne parla La Verità, ma anche il Corrierone in un paginone, perché cresce il disagio dei bimbi del bosco. Eseguita la relazione tecnica sui piccoli Trevaillon, emergono disgregazione familiare e fasi sonno-veglia alterate. Martedì si deciderà per il ricongiungimento coi genitori. Noi speriamo che veramente venga presa una decisione, perché siamo veramente alla vergogna. E anche questo, signori, da portare sabato pomeriggio in Piazza Duomo. La frana di Niscemi travolge la politica, indagati anche gli ultimi 4 governatori, gli ultimi nel senso che sono gli ultimi, non che non ne arrivano più, gli ultimi in senso temporale, opere antismottamento mai realizzate. In Sicilia 13 persone, tra cui Renato Schifani, Rosario Crocetta, Raffaele Lombardo, Nello Musumeci, finiscono sotto inchiesta a Gela. Ne parla pagina 16 Mirella Molinaro sul quotidiano La Verità. Vergognoso, ma succede anche questo: l'Abruzzo lancia adotta una chiesa. Non ci sono più soldi per aggiustarli. Il coordinatore della struttura sul sisma del 2009, individuare un edificio in ogni zona a cui restituire nuovo slancio ai lavori. Fondi a rilento per la ricostruzione pubblica. Il campanile della chiesa di Fossa, in provincia di L'Aquila, è uno di questi. Adottate una chiesa. Dove vado? Sono le 8.43, tra poco arriva, tra poco il Qui Parlamento con Simonetta Matone. Ho tempo ancora una manciata di minuti, e perché no, potrei andare sul quotidiano La Stampa o anche su Repubblica. Vado su Repubblica, nonostante oggi ci sia lo sciopero dei giornalisti, ragazzi miei, quindi chissà cosa succederà, se domani avremo i quotidiani oppure no, visto che domani è venerdì, io sono in onda, tanto per saperlo. La Repubblica: Trump attacca ancora l'Italia. Il presidente USA, rapporto con Meloni cambiato. Sull'Iran, la fine della guerra è vicina. Zelensky a Roma vede la premier, progetto comune sui droni. E Mattarella che dice, naturalmente, sempre con Kiev. In prima pagina su Repubblica la locandina di Gesù con Trump, l'ultimo post di Trump fatto da un suo fan, e ormai ci siamo abituati, ragazzi, non fa neanche nessun effetto. Ma in taglio alto su Repubblica, ribaltone MPS, vince la lista di Lovaglio, sorpresa nel voto per il consiglio di amministrazione, l'ex AD si riprende la guida della banca con il sostegno di Delfin e BPM, Caltagirone in minoranza. Se siete interessati, oggi su Repubblica ci sono paginoni e paginoni su questo argomento. Ma io vado all'intervista con la Schlein. Wow, piatto ricco micificco, la Schlein a pagina 11 di Repubblica con Sanchez, per dire che un altro mondo è possibile, il tempo delle destre è finito. La segretaria Dem domani e sabato al vertice che riunirà a Barcellona i leader progressisti di tutto il mondo. Wow! Mentre abbiamo visto ieri le frotte di immigrati che arrivano in Spagna, ragazzi, invogliati perché si sono aperte le porte, vi vogliamo, vi amiamo. Ragazzi, abbiamo visto dei filmati che fanno paura, centinaia e centinaia di immigrati che arrivano in strada e che vanno chiaramente verso la loro libertà, a fare quello che vogliono, assistiti dal governo. Paginone quest'oggi a pagina 11 di Repubblica con intervista alla Schlein. Nella pagina successiva, no, un po' più avanti, mica vicino, però c'è Marina Berlusconi.
ira di Marina Berlusconi, attacchi contro di me, cavernicoli e patriarcali. È bella tosta, la presidente Fininvest torna a smentire le indiscrezioni su una sua discesa in campo. Ossessione verso la mia famiglia, dice lei, gli attacchi cavernicoli e patriarcali. Ce l'ha forse con il Fatto Quotidiano, ma fatto sta che dice che non entra, meno male che dice che non entra in politica, perché se entrava in politica chissà cosa dichiarava. Giriamo di nuovo la pagina, ragazzi, siamo pericolosamente su Repubblica, ma c'è un motivo. Eccolo qua, pagina 23. Paletti del Colle sul DL sicurezza. Slitta il voto, via libera a rischio. Altro argomento da portare dopodomani sabato in Piazza Duomo. Un decreto sicurezza bello potente, quello per cui la Lega ha insistito, è che bisogna che sia portato avanti entro il 25 aprile. E manca l'ok sia della Camera che del Senato. La Lega insiste, dice nell'articolo di Lorenzo De Cicco, su un emendamento che estende alle seconde case le procedure veloci di sfratto, ad oggi previste solo per le prime abitazioni. Non è l'unico motivo di attrito. Su un decreto su cui ieri ha registrato criticità anche il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura. Insomma, capite che poi dopo il risultato del referendum, fatto sta, signori, che pare che anche lassù qualcuno abbia qualcosa da dire. Dubbi sull'emendamento leghista sugli sfratti veloci per le seconde case, attriti sulle nomine militari. Fatto sta, signori, che bisogna assolutamente approdarlo, ragazzi. Non ci faremo fregare in questo modo. Stiamo a vedere. Oggi avremo sicuramente delle notizie. Siamo a pagina 23 di Repubblica e cosa vuoi che parli bene della manifestazione di dopodomani a Milano? Sabato a Milano, patrioti a rischio flop. Trattori e moto in piazza. Altri argomenti? Vi stiamo segnalando tutte le motivazioni per cui scendere in piazza questo sabato in Piazza Duomo a Milano. Ci saranno i trattori e quindi la nostra agricoltura. Abbiamo fatto tutti questi bellissimi rapporti con il sud delle Americhe, tutte queste cose belle per riempirci i nostri piatti con schifezze a basso prezzo, con dentro naturalmente tutti gli antisetticidi crittogamici possibili, immaginabili. Siamo contenti? Non proprio. E in effetti ci saranno anche gli agricoltori in piazza questo sabato. Le moto, perché? Non è che facciamo un giro in moto perché il Comune di Milano vuole proibire le moto, che sono quelle che alleggeriscono il traffico, ma quelle vecchie non elettriche inquinano, già. E quindi tutti in automobile. Patrioti a rischio flop, trattori e moto in piazza. Il trafilettone oggi sul quotidiano Repubblica, che riprende la conferenza stampa di Matteo Salvini, l'ha tenuta proprio ieri pomeriggio quassù in Bellerio e che trasmetteremo questo pomeriggio, ok? Vi leggo solo qualche titolo, solo qualche riga, ma avete capito di cosa sa. L'unico numero sicuro alla manifestazione di sabato a Milano della Lega dei Patrioti è 20. Saremo in 20, cioè i trattori degli agricoltori, che abbiamo sempre difeso in questi anni e adesso ci battiamo contro il caro carburanti, ha detto ieri Salvini. Ci saranno anche le Harley Davidson, dei fan sfegatati del motore a scoppio contro le restrizioni ambientali del sindaco Beppe Sala. Le accuse di razzismo alla kermesse sulla remigrazione, vi ricordate quel termine che è stato inventato dai giornalisti perché nella nostra manifestazione il claim è senza paura in Europa, padroni a casa nostra. Poi hanno tirato fuori la remigrazione, che poi non è altro che l'espulsione di chi si macchia di reati e non è legale stare qua in Italia, viene rimandato al suo paese, che è una roba che si fa da sempre. Le accuse di razzismo alla kermesse sulla remigrazione sono isteria della sinistra, ha detto Salvini nel presentare l'evento, ma la partecipazione di piazza è incerta, scrive Repubblica. Previste delegazioni di forze sovraniste europee, interverrà anche il francese Bardella.
Pace, lavoro e sicurezza saranno i temi forti della piazza. La manifestazione sarà preceduta da un corteo fino a Piazza Duomo. Gli alleati del centrodestra non ci saranno. Su Milano, Forza Italia e Moderati hanno organizzato altri eventi. Come mai, secondo voi? Altra bella domandina, rispondete prego al 340 67 09 659. Noi ci fermiamo, ma ci colleghiamo con il Parlamento, con Simonetta Matone. Qui Parlamento. Signor Presidente, colleghi, oggi discutiamo finalmente un provvedimento di grande rilievo strategico, la riforma delle disposizioni sanzionatorie a tutela del patrimonio agroalimentare italiano. Noi parliamo di un settore che non è solo economico, ma è un settore identitario, culturale, sociale per il nostro paese. Perché lo dico? Perché è il nostro biglietto da visita. Noi ci siamo finalmente, dopo anni, sganciati dallo stereotipo per cui eravamo conosciuti all'estero, quello della pizza e del mandolino, e ce ne siamo allontanati attraverso l'altissima qualità del nostro Made in Italy, soprattutto nel settore agroalimentare. Ora, cosa rappresenta questo comparto? Rappresenta 65 miliardi di export ogni anno, il 15% del PIL considerato l'indotto, eppure accanto a questa eccellenza, come spesso accade, è cresciuto un fenomeno grave che è quello delle frodi alimentari, è quello dell'agropirateria, con un giro d'affari stimato in 24 miliardi di euro l'anno. È un giro enorme, è un giro in grado di sostenere o non sostenere l'economia di un paese. Ora, per troppo tempo le sanzioni sono state deboli, i controlli sono stati frammentati, le norme non sono state aggiornate. Io ho letto con attenzione il rapporto di Coldiretti, che ha denunciato la presenza di prodotti italiani adulterati, con particolare riferimento al settore dei formaggi come Parmigiano Reggiano, Grana Padano, mozzarella e gorgonzola. Siamo arrivati all'assurdo, spero che sia una notizia non vera, che prodotti italiani falsi sono stati ritrovati addirittura all'interno del mercato interno di Bruxelles, del Parlamento europeo. Quindi siamo di fronte ad una sfrontatezza para-istituzionale che lascia stupefatti. Ora, le frodi cosa sono? Sono diventate un costo d'impresa per i disonesti. Cosa fa il provvedimento? Questo disegno di legge interviene in modo organico, in modo strutturale, in modo intelligente. Introduce nuovi reati, e qui vorrei aprire una parentesi, visto che costantemente l'opposizione accusa il governo e questa parte del Parlamento di legiferare normativamente parlando, aumentando il numero dei reati. Qui in realtà siamo andati a coprire sapientemente ed intelligentemente un vuoto normativo che c'era e che noi andiamo ad occupare con norme sanzionatorie serie. Quindi basta con questa cosa della proliferazione di reati che peraltro, scusate l'inciso, ma la mia vecchia professione mi obbliga a farlo, ha fatto sì che il numero dei reati sia diminuito. Questo non lo dice nessuno. Ora, cosa introduce questa legge? La frode alimentare, il commercio di alimenti con segni mendaci. Mi vorrei soffermare per esempio con particolare riferimento al Parmigiano Reggiano, dove basta togliere una G o aggiungerne una per mettere sul mercato un prodotto che non è il prodotto
di riferimento. La legge inasprisce le pene per la contraffazione dei DOP, denominazione di origine protetta, degli alimenti IGP, l'indicazione geografica protetta che copre un settore importante soprattutto del vinicolo. Noi ci concentriamo soltanto su la qualità di vini particolari che godono della denominazione di origine controllata. Viceversa c'è un amplissimo settore che è un settore più basso ma non di nicchia che si riferisce proprio all'IGP. E queste norme cosa prevedono? La chiusura degli stabilimenti, l'interdizione dall'attività e la confisca obbligatoria dei beni, quindi dire che noi abbiamo lasciato inesplorati e non puniti dei settori è falso. È un cambio di paradigma, non più tolleranza, ma repressione efficace. Colpisce l'agropirateria, introduce aggravanti specifiche per le frodi sui prodotti DOP e IGP, introduce aggravanti per l'uso di documenti falsi, perché tutto questo viene anche accompagnato da false attestazioni relative alla qualità, e introduce aggravanti per organizzazioni criminali, perché per poter esportare questi prodotti tu devi avere comunque un settore criminale di riferimento che ti aiuta. Rafforza i controlli e la tracciabilità, le sanzioni arrivano fino al 3% del fatturato aziendale annuo, dà più poteri alle autorità deputate ai controlli e introduce una cabina di regia nazionale dei controlli stessi. Quindi non avremo più la frammentazione dei controlli che abbiamo avuto finora, ma avremo una cabina di regia che darà la fotografia di quello che è il sistema delle frodi alimentari italiano. Tutela questo assetto normativo soprattutto la filiera del latte e dei prodotti lattiero-caseari, sui quali mi permetto una breve divagazione. Questo è un settore centrale per la nostra economia, ma che è stato penalizzato in una maniera incredibile dall'Unione Europea. Io ricordo tantissimi anni fa, quando avevamo addirittura dei blocchi della produzione provocati dal nostro eccesso di produzione e imposti dall'Unione Europea. Ricordo le proteste dei produttori. Ora la situazione è per fortuna decisamente migliorata. Altro settore importantissimo è quello della mozzarella di bufala. La mozzarella di bufala è buffo parlarne all'interno del Parlamento, ma è uno dei cardini del settore alimentare ed è uno dei più colpiti dalle contraffazioni. Prova ne sia la varietà dei prezzi in tutta Italia. Voi potete pagarla a 12 euro al chilo come la potete pagare 24, ma questo non è dovuto alla speculazione, è dovuto alla qualità del prodotto, che certo non è quello che ci aspettiamo che sia. Quindi noi difendiamo con questa legge le eccellenze simbolo del Made in Italy e questo provvedimento protegge i produttori onesti, protegge i consumatori che non, scusate la crudezza del termine, non beccheranno più fregature e soprattutto difende la reputazione internazionale dell'Italia, perché ribadisco, il nostro settore agroalimentare è il biglietto da visita primo del Made in Italy nel mondo, e questo perché un prodotto contraffatto non danneggia solo chi lo compra, ma svilisce l'intero sistema paese. È un messaggio che noi diamo anche all'Europa, perché non possiamo ignorare il dato politico delle regole europee. È vero che è uno dei cavalli di battaglia della Lega, ma io lo condivido pienamente, perché le regole europee spesso nei nostri confronti risultano A, burocratiche, B, lentissime, C, penalizzanti per i nostri produttori. Allora l'Italia non è il problema, l'Italia è la soluzione in termini di qualità, sicurezza e tracciabilità del settore alimentare.
Questa legge rappresenta un cambio di passo, una risposta ad anni di ritardi, una scelta netta dalla parte di chi stare. Serve a difendere l'occupazione, che è uno dei primi obiettivi che noi ci prefiggiamo, serve a difendere i territori, serve a difendere l'identità specifica di quei territori, ed è per questo che in questo settore servono fatti. Questa che noi abbiamo prodotto è un fatto, questo provvedimento fa in questa direzione. Permettetemi di ringraziare il collega Carloni, che io ho sostituito questa mattina e la cui PDL è abbinata al disegno di legge in approvazione. La Lega c'è anche in questo ambito e per questo motivo voterà a favore del provvedimento. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il tempo scorre, ma non è più un nemico. Mi ha insegnato a vivere, a restare con te. Non cura le ferite del mio passato. Sei tu la guida che risana il cuore. Consegno i miei sì, prendi tutti i miei no. Ti consegno i miei se, tu sei la mia certezza. Ti consegno i miei giorni, il mio intero futuro. Tu sei luce infinita, il mio tempo sicuro. Lascio che il tempo mi sfugga di mano. Accetto la sfida e mi affido al tuo piano. Non ho più rimpianti, sei ciò che io voglio. La tua voce mi chiama, lascio tutto e ti ascolto. Ti consegno i miei sì, prendi tutti i miei no. Ti consegno i miei se, tu sei la mia certezza. Ti consegno i miei giorni, il mio intero futuro. Tu sei luce infinita, il mio tempo sicuro. Non più sentenze, nessuna condanna, il tempo non inganna. Io guardo a te, vivo il presente, la tua grazia mi investe. Ogni attimo è un dono che custodirò con me. Consegno i miei sì, prendi tutti i miei no. Ti consegno i miei se, tu sei la mia certezza. Ti consegno i miei giorni, il mio intero futuro. Tu sei luce infinita, il mio tempo sicuro.
ormai una tradizione, come il crocifisso, come il Tau che ho al collo in questa immagine che richiama il volantino che potete farvi su padroniacasanostra.com con una vostra immagine e la scritta, uno dei motivi per cui saremo in piazza questo sabato pomeriggio a Milano, in piazza per dire Europa cristiana, mai musulmana. E in effetti ogni giovedì, ormai da tempo immemore, Sammy Varin e Radio Libertà trasmettono una canzone di Christian Music. Abbiamo ascoltato Il tempo sicuro di Amanda, estratto dall'album Kölet, è bergamasco, il terzo progetto discografico dell'artista cristiana Amanda Peixoto, nata a Rio de Janeiro, residente in Italia dall'età di 6 anni. Brava Amanda! Il tempo sicuro ci rimanda a questo tempo, il tempo della rassegna stampa di Sammy Varin, ma anche dei vostri messaggi che ci spronano a scendere in piazza questo sabato. E i messaggi, ragazzi miei, sono colmi, pregni di idee da portare sul palco, idee che diremo anche a Matteo Salvini, che sarà con noi domani, venerdì, a partire dalle ore 11. Bella idea sintonizzarsi su Radio Libertà. Domani mattina, ore 11, Matteo Salvini per parlare chiaramente della manifestazione di questo sabato in Piazza Duomo. Ho letto che gli screzi tra Trump e Papa Leone non sono dovuti a cosa dice il Papa, ma ha a che fare con la Banca del Vaticano, che ha cambiato gli investimenti non più a favore degli Stati Uniti, ma più a favore di Amazon, Microsoft e altri vari colossi. Sarà vero? Oddio! Da una parte o dall'altra non saprei veramente chi scegliere. Poi ci sono i file di Epstein. Zelensky entri pure in Europa, si scrive sempre minuscolo, purché noi se ne esca, scrive Adriano da Milano. E anche il tema di Zelensky, vedrete, sarà discusso sabato pomeriggio a Milano. Chiaramente per voi invalidi, anzianissimi di 102 anni e problematici di pensiero, c'è la diretta su Radio Libertà. State tranquilli, a partire dalle ore 14 domani, diretta, dopodomani, diretta su Radio Libertà. Ancora WhatsApp, ce n'è uno audio sul cursore, sentiamo che dice. La Meloni ieri ha chiesto, magari su un'interrogazione dei nostri deputati della Lega, i 35 milioni di euro in lingotti e contanti che erano su un furgone che dall'Ucraina passava per la Bulgaria, se erano di Zelensky, di qualche suo amico, e soprattutto se i cessi d'oro, se possiamo venderli noi. Insomma, abbiamo sulla ceramica abbiamo abbastanza qualità e prodotti eccezionali. Potremmo convertirci in oro, così con quei 90 miliardi un tocchino al bilancio lo facciamo. Ciao. Cosa dite? Ci saranno anche i cessi d'oro sabato pomeriggio in Piazza Duomo? Si scherza naturalmente, però tante problematiche, soprattutto le nostre problematiche, le dobbiamo veramente portare in piazza. Per il momento ci portiamo sul quotidiano Repubblica, che è una problematica anche qua, ragazzi miei. Però, a pagina 31 parla del nuovo Green Pass in arrivo, una app europea per verificare l'età. L'età, non si dice l'età delle donne, l'età dei bambini, dei ragazzi. Si punta a una soluzione uguale per tutti i paesi, non c'è ancora la data del rilascio, ma si vuole proteggere i bambini nel mondo digitale. Un dovere esattamente come avviene nella vita reale. Queste le parole di Ursula von der Leyen, che ha accompagnato l'annuncio di una app europea per la verifica dell'età necessaria per accedere alle piattaforme online, che sarebbe pronta dal punto di vista tecnico e presto disponibile per i cittadini. Ne parla il quotidiano Repubblica, ma non solo, in un paginone, intervistando anche in taglio basso Alberto Pellai, autore di Esci da quella stanza. I genitori vanno formati ai rischi, ma i bimbi
devono stare nel mondo. Sostenere la crescita dei giovani significa arginare la pervasività con cui il cellulare ha aggredito la loro vita. Medico psicoterapeuta dell'età evolutiva dell'Università degli Studi di Milano, Alberto Pellai lo ripete da anni: i bambini e gli adolescenti devono stare nel mondo e non dentro uno schermo. C'è bisogno di fatica, di bellezza e di libertà per diventare se stessi. Il medico scrittore accoglie con favore la svolta europea sul digitale, ma precisa: tutto è aggirabile, anche un'app, e i colossi del digitale si giocheranno la carta della libertà dell'individuo, quindi non sarà così semplice. Ancora sul quotidiano Repubblica, ma solo per qualche istante, il monito del Fondo Monetario Internazionale. Che cosa dice? Prepararsi al peggio, il leghista Freni più vicino alla Consob, e poi Giorgetti che rassicura: approccio prudente sui conti pubblici. Anche queste argomentazioni, comprese quelle europee, che ci vorrebbe stringere al collo un laccio sempre più stretto, e noi diciamo che magari questo laccio ce lo togliamo, saranno discusse sabato pomeriggio alla manifestazione di Milano. Rider, bonus giovani, ZES, ma niente sui salari bassi nel decreto primo maggio, scrive a pagina 35 un'anticipazione il quotidiano Repubblica, dicendo che a fine serata, dopo la richiesta corale di imprese e sindacati al governo di fermarsi sul decreto primo maggio per aspettare che siano le parti sociali a decidere, dall'informativa di Palazzo Chigi sparisce la parola contrattazione. Il decreto legge arriverà, la Premier Meloni non ci rinuncia, ma affronterà il tema del lavoro e del lavoro povero in un altro modo. Ci sarà una norma sui rider per evitare paghe da fame, ma anche che le multinazionali fuggano dall'Italia, dice una fonte. Ci sarà la proroga di almeno 8 mesi sia del bonus giovani che nel bonus ZES per il meridione, entrambi scadono il 30 aprile, e un rafforzamento delle misure per le lavoratrici. Qua mi fermo, ma c'è un intero paginone con le anticipazioni del decreto primo maggio oggi sul quotidiano Repubblica. Devo correre, mi scuso che non riesco ad aprire le linee per il momento, ma veramente c'è roba buona un po' su tutti i quotidiani e mi dispiace evitarla. Il quotidiano Il Giornale: da Trump a Kiev, la mossa di Meloni, scrive in primo piano. Donald rincara: con l'Italia rapporto cambiato. La Premier non replica, conferma il sostegno a Zelensky e lavora con i leader europei. Anche Salvini e Zaia prendono le distanze dal tycoon. Questo è il primo titolo del quotidiano Il Giornale, che poi parla anche delle intercettazioni nel processo a Scatasuna. La verità: noi come Hezbollah siamo un vero partito. Già, escono queste intercettazioni. Nelle carte i piani politici del centro sociale. Noi come Hezbollah siamo un vero partito, un fottuto partito. È virgolettato. È così che a Scatasuna si autodefiniva in una intercettazione. Lo scrive il procuratore Manuela Pedrotta all'atto è confluito nell'appello dopo che è caduta l'accusa di associazione a delinquere. Non a delinquere, ma a un partito, quello di Askatasuna. Pagina 5 del quotidiano Il Giornale: Salvini punge Donald, la guerra non finisce. Si riferisce alla conferenza stampa che Matteo Salvini ha tenuto ieri pomeriggio qui in Bellerio, che trasmetteremo nelle prossime ore sulle nostre frequenze. Il leader leghista prepara la piazza di sabato per aiutare famiglie e aziende. Basta vincoli europei. Nicolò Rubei: la situazione è delicata, con i rischi per l'Italia che sono elevatissimi, specie per l'impennata dei costi dell'energia e dei carburanti, e visti anche i recenti risultati elettorali condizionati dalle guerre e dalla difficile congiuntura economica, il vice premier Matteo Salvini mette nel mirino l'Unione Europea, il nemico di sempre, e insiste sulla possibilità di uscire dai vincoli
di bilancio insensati e insostenibili imposti da Bruxelles. Al raduno dei patrioti di sabato in Piazza Duomo si parlerà soprattutto di questo. Al centro ci sarà anche il contrasto all'immigrazione clandestina, ma la parola remigrazione sembra quasi sparita dalla piattaforma, che non c'è mai stata, l'avete inventata voi giornalisti professionisti, anche perché la remigrazione, la chiamiamo espulsione, si fa da sempre nel nostro paese. Sarà una piazza per la pace, spiega Salvini, e per un'idea di Europa diversa da quella del governatore von der Leyen. La Lega chiede una deroga del patto di stabilità per sterilizzare qualsiasi aumento del costo di energia, luce, gas e gasolio per tutto il 2026 e bloccare i prezzi al pre-guerra in Iran. Concedere aiuti di Stato per coprire gli extracosti è un pannicello caldo che non basta, secondo Salvini. I soldi degli italiani, osserva, vanno usati per aiutare gli italiani. E magari non per i droni, questo lo lascio dire a voi, signori, al 340-6709-659. Portatemi gli argomenti per la manifestazione di sabato pomeriggio a Milano. Io li porto a Matteo Salvini. Taglio basso, siamo sul Giornale. Oara Borselli intervista Luca Zaia. Ho sperato nel tycoon, ma ormai non ha più limiti. L'ex governatore veneto, l'Europa esca dalla sudditanza verso la Casa Bianca. Luca Zaia, ex ministro, ex presidente del Veneto per più di 15 anni, oggi tra i maggiori esponenti e punti di riferimento della Lega. Quando si parla di nuovi ministri, Luca Zaia è sempre il primo a essere citato. Come giudica l'attacco diretto di Trump alla premier italiana? Una cosa vergognosa. Tutta la mia solidarietà a Giorgia Meloni. È arrivato il momento di confermare che c'è un'alleanza atlantica, che siamo stati tra i fondatori della NATO, che De Gasperi nel 1947 andò a Washington a suggellare e confermare l'alleanza strategica con gli USA, ma ho l'impressione che Trump non interpreti lo spirito repubblicano americano. Cosa interpreta? Solo il trumpismo, che è un'altra roba, e lo dice uno che ha sperato tanto in Trump. Ha fatto bene Giorgia Meloni a condannare l'attacco violento di Trump al Papa? Al 100% ha fatto bene. Ci sono delle no-fly zone in politica che sono di natura etica. Dico di più, di educazione, di stile, di civiltà. Quando una persona oltrepassa quel limite vuol dire che è una persona che non ha limiti. Cosa sta accadendo sullo scenario internazionale? Ci sono due guerre in corso, quella tragicissima delle morti, delle stragi, delle bombe, delle devastazioni. Come la definirebbe? Come la definiva Hemingway? La guerra è il contesto nel quale gli uomini peggiori mandano a morire gli uomini migliori. E la seconda guerra è una guerra più light, meno sangue, ma che si sente ovunque e fa grandi danni: l'economia di guerra. Qua mi fermo, ma tra le domande c'è anche: in questa situazione sarebbe giusto riaprire rapporti con la Russia sul gas? Secondo me un altro argomento da portare sabato pomeriggio sul palco della manifestazione della Lega. Lo ha detto la Didieni Descalzi, dice Zaia. La guerra tra Russia e Ucraina è scoppiata nel 2022, sono passati 4 anni, non possiamo andare avanti con le sanzioni all'infinito. Poi gli fa anche la domandina, il suo nome circola tra i giornali, si dice che sarà ministro, ciclicamente mi candidano a tutto, risponde Zaia, lavoro giorno dopo giorno concentrato su quello che sto facendo. Staremo a vedere. Così il quotidiano Il Giornale, che poi ci rincuora perché a pagina 8 scrive: l'Europa prepara un'altra recessione. Aiuti di Stato concessi in base ai bilanci, mentre il Fondo Monetario Internazionale non vuole misure tipo Covid. Gian Maria De Francesco ci illustra la nuova bozza della Commissione Europea sugli aiuti di Stato in vista del Consiglio UE la prossima settimana a Cipro. Prova a rispondere all'ennesimo shock energetico, con strumenti però già visti, aggiornati alle tensioni in Medio Oriente. La possibilità per i governi di coprire fino al 50% dei costi extra per carburanti e fertilizzanti nei settori più esposti come
dell'agricoltura, insieme all'estensione fino al 70% degli interventi per le industrie energivore, segna un cambio di passo rispetto ai limiti del passato, ma resta una linea di fondo che non cambia. Più flessibilità sì, purché compatibile con i vincoli di bilancio, ed è proprio qui che si apre il nodo politico che porteremo sabato pomeriggio all'attenzione degli italiani, di quelli che verranno in manifestazione in centro Milano, ma anche dell'Europa, visto che saranno tanti leader europei che troveremo sul palco di questa manifestazione. Ancora il giornale, pagina 12, si parla di Salis. Salis chi? L'europea Ilaria Salis, a cui non è stata revocata l'immunità, ma le motivazioni confermano le accuse per le quali è a processo in Ungheria. Sono uscite le carte delle motivazioni, le carte dell'immunità lasciano in piedi le accuse. Pubblici documenti sul voto che salvò la deputata AVS, i fatti addebitati sono reato per il codice ungherese. Te capì? Anche sul quotidiano Il Giornale, il CSM che regala 30.000 euro di buonuscita all'Apo Apostolico, la magistrata che manifestava per i migranti, ve la ricordate? Quella che ha disapplicato il decreto Cutro, lo ha interpretato in modo diverso e poi l'hanno fotografata alla manifestazione contro Matteo Salvini. Toga attivista, adesso in pensione ma con promozione, avrà pure 22 mesi di stipendi arretrati. Ci viene da dire che culo, in senso buono, chiaramente, senza offesa. Che fortuna questa Apostolico! Sarà anche l'effetto referendum sulla giustizia? Il piano oscuro di Asca, diventiamo Hezbollah. Siamo a pagina 13, signori, questo è potente. Pagina 13 del quotidiano Il Giornale. I capi del centro sociale di Torino studiavano come strutturarsi una dimensione tipo ETA in Spagna. Quelli degli attentati, fottuto partito a Scatasuna. Ed ecco una foto della guerriglia a Torino durante il corteo del 31 gennaio. E ricordiamolo, vorrebbero farci la festa anche sabato a Milano. Per fortuna non ci sono problemi, perché ci saranno cordoni di polizia incredibili e quindi ci sarà questa passeggiata da Porta Venezia fino a Piazza Duomo e ci troveremo poi tutti in Piazza Duomo per i comizi. Covid, ombre su Lucoi. 1 milione fantasma e acquisti non dichiarati. L'organizzazione degli islamici, la pagina della raccolta fondi e il link per i pagamenti non sono più accessibili e Fratelli d'Italia chiede chiarezza. Giulia Sorrentino lo scrive oggi sul Giornale. Il legame tra il Covid e il mondo islamico è arrivato in Parlamento con la richiesta della deputata Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Covid, di far luce sulle raccolte fondi del Lucoi, di cui ha parlato il Giornale e che a quanto pare non sono così chiare. Niscemi anche qui sul Giornale, a pagina 16, dopo la frana, l'inchiesta della procura di Gela ha iscritto 13 persone, tra cui 4 governatori. Pare che un fiume di denaro non sia stato mai usato. Contestato il disastro colposo a Lombardo, Crocetta, Musumeci e Schifani. I PM inutilizzati 12 milioni nelle casse regionali. Siamo sul quotidiano Il Giornale, anche qua signori la notizia c'è poco da ridere, però accade da sempre. Business migranti, fingetevi gay per ottenere l'asilo. La rete di studi legali, soldi per attestare l'omosessualità ed estendere i permessi. Quante volte abbiamo scherzato anche noi su queste frequenze, ma ogni scherzo di Sammy Varin, lo sapete, si basa su cose lette e rilette sui quotidiani. Erika Orsini oggi da Londra ci racconta come insegnavano ai migranti con il permesso di soggiorno in scadenza a fingersi gay per rimanere nel Regno Unito. E quanto ha scoperto un giornalista della BBC che è riuscito a infiltrarsi nel giro costituito da un gruppo di società di consulenza legale che in cambio di lauti compensi offrivano un corredo di false prove, comprese lettere di supporto,
fotografie e relazioni mediche in grado di dimostrare che il richiedente asilo in questione era omosessuale e che far ritorno nel suo paese d'origine l'avrebbe messo in pericolo di vita. Chiaramente noi siamo sempre qui a immaginare la prova dell'essere gay, ma ci ridiamo sopra. Ancora si può ridere? È possibile, Libre? Pare che non si possa più ridere di questa cosa, va bene. Vado, giro, corro e vado sul quotidiano Libero, perché anche qui c'è roba buona per il vostro palato, vi conosco troppo bene. Prima pagina, Trump azzoppa Conte, effetto Zampolli. Svanito il vantaggio di Giuseppi alle primarie del Campo Largo. Dopo il referendum era avanti, ora un sondaggio lo dà addirittura a -15, complice la figuraccia americana. Rivelazione shock sul quotidiano Libero, anche a pagina 2. Paginone su questa cosa. Poi però sul Libero si parla, è un segno della Salis. Questa volta non è l'europea, ma è la genovese. Salis, la sindaca stilosa che grazie ai social vuol scalare la sinistra, campionessa d'immagine. Silvia si è costruita l'immagine di paladina dei giovani, fa fatica ad amministrare Genova, ma sposa gli slogan pro-pal e antifascisti. A proposito di antifascisti, anti tutti noi che non votiamo la sinistra, chiaramente per loro siamo fascisti, è allerta domani sotto la Madonnina, pagina 4 di Libero, a incendiare Milano contro il raduno della Lega. Via i razzisti dalla città, capito mi hai? Tutti voi che verrete a Milano domani, sabato pomeriggio alle 15 o che semplicemente ascolterete questa radio che trasmetterà la manifestazione della Lega in diretta, siete razzisti e anche un po' fascisti. Paura per i diversi cortei antagonisti che accerchieranno Piazza Duomo con l'obiettivo di raggiungere l'evento dei patrioti su pace e sicurezza. Non c'è spazio per i dittatori. Salvini, che sarà qui domani alle 11 in diretta su Radio Libertà, saremo in tanti contro questa Unione Europea. Enrico De Paoli, la cosa più simpatica, si noti la sottile ironia, che circola sui social relativamente alla manifestazione organizzata dalla Lega a Milano in Piazza Duomo, porta la firma del centro sociale Il Cantiere, uno dei più attivi in città. Teniamo pulita la città da razzisti e fascisti, cioè capite, è una manifestazione non violenta, la Lega la violenza la subisce sempre, una che la Lega fa non si può fare. Milano è migrante, partigiana e antirazzista, dicono quelli dei centri sociali. Quelli dell'Ambretta, invece, altro centro sociale, di simpatico hanno ben poco, essendo uno dei centri sociali sempre in prima linea quando c'è da minare le mani, e mica solo quelle, visto le denunce e i rapporti con Askatasuna. I patrioti europei, di cui fa parte la Lega di Salvini, si raduneranno a Milano in un ripugnante comizio in Piazza Duomo. Nella capitale della resistenza partigiana i neofascisti invocheranno odio, razzismo, repressione, militarizzazione e suprematismo. Loro invece stanno preparando il terreno per lo scontro, i centri sociali, per la violenza organizzata contro le forze dell'ordine, con l'obiettivo di boicottare l'appuntamento politico organizzato dalla Lega in Piazza Duomo, bloccando il capoluogo lombardo. Nella nostra città non c'è spazio per fascisti e aspiranti dittatori, non c'è spazio per razzismo e segregazione, non c'è spazio per imperialismo, falsi miti, falsi dei, insomma, non c'è proprio più spazio. Ecco, se non fosse tutto così drammaticamente vero, scrive Libero, verrebbe quasi da pensare di essere finiti dentro la macchina del tempo, trasportati nel clima rovente dei primi anni 70, quando ogni sabato diventava una giornata di violenza con il movimento studentesco milanese a comandare il gioco, disponendo di un forte servizio d'ordine assai ben organizzato, i cui membri erano chiamati Katanga o katanghesi. Sabato a Milano solo un miracolo o il gran lavoro delle forze dell'ordine, peraltro già partito,
potrà evitare il peggio, perché i centri sociali puntano allo scontro, magari con il supporto dei black bloc, pronti a sbarcare in città. Riavvolgiamo il nastro allora e torniamo al punto di partenza. Quella di sabato in Piazza Duomo a Milano sarà la prima grande manifestazione dell'area di centrodestra dopo la sconfitta al referendum. E io dico anche l'unica manifestazione da un po' di anni che non se ne fa, essendo al governo. Diciamo che la Lega torna davvero di lotta e di governo. Ci siamo e saremo tanti, colorati e determinati. Vogliamo che la Commissione europea permetta al governo di aiutare gli italiani, spiega il vice premier Matteo Salvini, illustrando le ragioni dell'evento. La conferenza stampa la trasmettiamo questo pomeriggio. Tutte le polemiche sull'Immigration Summit, razzismo, islamofobia sono isterie della sinistra. Non sarà nulla di tutto ciò, rimarca il leader del Carroccio. Sarà una piazza per la pace e per un'idea di Europa diversa da quella governata da von der Leyen, fondata sul lavoro, pace e sicurezza. Salvini sottolinea che in piazza ci saranno rappresentanze dei movimenti dei patrioti europei da Francia, Olanda, Austria, Grecia, Ungheria, Spagna, Estonia, Fiandre e Danimarca. Oltre ai ministri e ai governatori della Lega ci saranno più di 1000 amministratori del Carroccio, con 300 tra sindaci e vice sindaci. La Lega sfilerà in un corteo aperto e chiuso dagli agricoltori e dai trattori, da Porta Venezia fino al Duomo. In piazza ci saranno 20 trattori in rappresentanza del mondo agricolo e dei contadini, che sono difesi da sempre dalla Lega e dai patrioti, e che sono tra le prime vittime del costo energia e caro carburante, il tema su cui la Lega si sta concentrando per proporre al governo soluzioni. Anche il tema del contrasto all'immigrazione clandestina sarà centrale, dice Salvini. Ma su questo ci torneremo leggendo anche i vostri WhatsApp arrivati copiosi al 340 6709 659. Tra pochissimo l'editoriale di Sallusti, poi Giulio Cainarca e io ritorno alle ore 11.